della Digos, shock tra Montebellunese e Castellana per l'arresto di un quindicenne italiano accusato di istigazione al terrorismo e autoaddestramento. In casa trovati parti assemblate di armi e ordigni realizzate con tutorial sul web. L'indagine è iniziata monitorando in rete ambienti di estrema destra suprematista, l'odio del ragazzino contro ebrei e persone di colore. Inchiesta all'inizio potrebbe allargarsi. Precipita con l'auto in un dirupo, tragedia ad Arsiero per il 45enne Luigi Chessa, forse colto da un malore, il corpo trovato dopo che un passante aveva notato l'auto. Prima pretende soldi dalla compagna e poi l'aggredisce davanti al figlio a San Martino di Lupari, quarantenne bloccato dai carabinieri. Non ho paura di essere arrestata dopo la revoca dell'immunità. L'europarlamentare vicentina del PD Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nell'ambito della Qatargate. Arrestati ai domiciliari padre e figlio di Lattisana, sono i mandanti dell'incendio del ristorante La Cantina Veneta di Bibione, di cui erano proprietari prima del fallimento. 12 reperti archeologici risalenti al IV secolo a.C. scoperti dai carabinieri in un palazzo del centro storico di Venezia in fase di restauro. Il proprietario denunciato per ricettazione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura: aspirante terrorista assemblava armi e ordigni artigianali in casa, arrestato dagli uomini della Digos di Treviso e Milano un quindicenne residente tra Castelfranco e Montebelluna. Diffondeva messaggi di odio e incitava alla violenza nel mirino di un quindicenne italiano vicino agli ambienti di estrema destra suprematista, stranieri ed ebrei. Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'abitazione del giovanissimo ed hanno trovato e sequestrato numerosi componenti di facile reperimento pronti per l'assemblaggio e compatibili con la realizzazione di armi e ordigni artigianali. Sono stati inoltre trovati fogli manoscritti con disegni di armi e parti di armi e indicazioni per il confezionamento di munizioni artigianali. Il quindicenne di buona famiglia, residente fra Montebelluna e Castelfranco, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stato arrestato. Le accuse gravissime: istigazione a delinquere ed apologia di reati di terrorismo, nonché di autoaddestramento e addestramento con finalità di terrorismo, tutti aggravati dall'uso del mezzo telematico. Il provvedimento costituisce l'esito della costante attività di prevenzione finalizzata ad intercettare tempestivamente pericolosi fenomeni di radicalizzazione ideologico-religiosa e contrastare episodi di xenofobia e antisemitismo anche a tutela delle comunità ebraiche. In particolare, dal monitoraggio degli ambienti dell'estrema destra suprematista online di matrice neonazista è emerso all'attenzione un profilo attivo su alcune piattaforme social, Telegram e Signal, che pubblicava frequenti incitamenti a commettere atti di violenza di matrice xenofoba e antisemita, nonché frasi che inneggiavano ad atti di terrorismo e di esaltazione dei materiali esecutori degli stessi, tanto da affermare di aver già in parte costruito un'arma da fuoco. Massimo riservo degli investigatori, che stanno continuando ad indagare e che presto potrebbero portare ad ulteriori importanti risvolti. Il quindicenne potrebbe non aver agito da solo. La notizia è piombata nella Marca, lasciando l'intera provincia sotto shock. La notizia è agghiacciante e preoccupante, innanzitutto per il protagonista, che è un ragazzo di 15 anni del nostro territorio, che stava quantomeno progettando e meditando qualcosa certamente di non bello. Siamo tra l'altro reduci da immagini che arrivano dall'Australia, altre situazioni che arrivano dagli Stati Uniti che lasciano sempre lo sgomento, e pensare che qui nel nostro territorio uno dei nostri ragazzi possa solo pensare di cominciare a progettare qualche gesto estremo costruendosi una pistola, credo francamente sia preoccupante. Un quadro indiziario da cui è emerso chiaramente l'avanzato stadio di radicalizzazione ideologica maturato dal giovane trevigiano. Dobbiamo tutti richiamare un po' allo spirito di comunità, alla responsabilità e soprattutto abbassare i toni. Forse anche il dibattito politico non aiuta a raffreddare certi spiriti, e quindi è un appello alla responsabilità da parte di tutti. La cronaca: incidente mortale ad Arsiero. Un uomo di 45 anni è stato trovato stamattina senza vita nella sua auto. La tragedia ad Arsiero.
È finita in tragedia quella che, con ogni probabilità, è stata un'uscita di strada avvenuta nelle ore notturne. L'allarme è scattato poco dopo le 11 di questa mattina ad Arsiera, in via Val di Tovo, dove un'autovettura è stata individuata ribaltata in un dirupo a circa 8 metri dalla sede stradale. All'interno c'era il conducente Luigi Chessa, 45 anni, del posto. Quando i soccorsi sono arrivati, purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il medico del SUEM ne ha constatato il decesso. L'intervento dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Schio, è stato particolarmente complesso. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo utilizzando argani manuali e hanno recuperato la salma con tecniche SAFAS, speleo alpino fluviali, necessarie per operare in zone imperie. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri di Arsiero, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del dramma e informare il magistrato di turno. Non si esclude che l'incidente sia avvenuto diverse ore prima del tragico ritrovamento. Prima pretende soldi dalla compagna, poi l'aggredisce davanti al figlio. A San Martino di Lupari un quarantenne è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare. Pretende soldi dalla compagna, ma il suo rifiuto davanti al figlio minore la afferra per il collo nel tentativo di strangolarla. Si tratta dell'ennesima storia di violenza domestica, questa volta avvenuta a San Martino di Lupari, dove i carabinieri hanno eseguito un allontanamento d'urgenza dalla casa familiare nei confronti di un quarantenne residente nell'Alta Padovana e già noto alle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, che ha contattato il 112 dopo l'aggressione avvenuta tra le mura domestiche. La vittima, per mettersi in salvo, si è rifugiata con il figlio nella vicina abitazione dei genitori. I militari della stazione di San Martino di Lupari, allertati dalla centrale operativa di Cittadella, sono prontamente intervenuti e hanno individuato e bloccato l'uomo nel cortile della casa. La donna, con evidenti segni di violenza sul collo, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Cittadella. Secondo la ricostruzione, l'uomo, dopo aver trascorso fuori l'intera mattinata, avrebbe preteso con insistenza denaro dalla compagna, unica fonte di reddito della famiglia, reagendo con violenza al rifiuto. Informata la procura di Padova, è scattato l'allontanamento d'urgenza. Il giudice ha poi convalidato la misura, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima e il divieto di dimora nel comune di residenza della donna. Non ho paura di essere arrestata. Dopo la revoca dell'immunità, l'europarlamentare vicentina del PD Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nel caso Qatargate. L'europarlamentare vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti respinge ogni accusa di corruzione nell'ambito del Qatargate. Le è stata tolta l'immunità, ma rivendica trasparenza e correttezza nel proprio operato, definendo l'inchiesta uno schiaffo alla democrazia e al Parlamento europeo. La definisce una questione politica prima che giudiziaria. È una questione politica perché è stato così dichiarato da un esponente di Fratelli d'Italia, cioè il mio caso non è stato valutato entrando nel merito delle questioni, cioè mi spiego, io di fronte alla commissione giuridica avevo prodotto molti documenti con i quali ho smantellato punto per punto le circostanze che mi venivano attribuite dalla procura. Moretti continua a ripetere che i documenti fin qui prodotti agli inquirenti dimostrano il contrario. Con questi documenti non solo ho provato che appunto le circostanze che mi vengono attribuite non corrispondono al vero. Faccio un esempio fra tutti. La procura dice la Moretti si è recata svariate volte in Marocco. Io in Marocco non ho mai messo piede in vita mia e questo è facilmente provato dal mio passaporto, da cui emerge che io in Marocco non ho mai messo piede. Oppure dicono che io avrei partecipato ai mondiali di calcio in Qatar, alla partita dei mondiali di calcio in Qatar. Anche qui dal mio passaporto si evince chiaramente che io non sono mai stata in Qatar a vedere i mondiali di calcio. La tesi della parlamentare è che i magistrati vogliono entrare nel merito delle questioni politiche. Entra nel merito delle mie idee, delle mie dichiarazioni, dei miei voti. Se avete seguito
questa vicenda non vi sarà sfuggito che tra le denunce degli indagati c'è anche il fatto che nel 2021 noi siamo stati, diciamo così, seguiti, pedinati, siamo stati ascoltati, intercettati anche nelle aule parlamentari. Avendo perso l'immunità, Moretti ha paura di essere arrestata? E io dico no, perché confido nel fatto che il Belgio sia un paese europeo dove vige lo Stato di diritto, anche se stanno emergendo in queste settimane all'interno di un procedimento che diciamo, gli indagati del Qatargate hanno diciamo così, messo in piedi contro la procura, stanno emergendo degli elementi inquietanti. Domani la seduta del Consiglio regionale con le nomine di presidenti di commissione dei capogruppo, 7 dei quali saranno trevigiani, tra questi Sonia Brescacin, al centro del caso politico dopo il passaggio al gruppo misto con la Lega chiamata a decidere del suo futuro. Domanda precisa: a qualsiasi indicazione di voto che arriverà dal centrodestra e Lega lei si atterrà scrupolosamente, diciamo, no? Ma certo, io lo faccio già da 10 anni e continuerò a farlo anche se lo faccio da un gruppo, dal gruppo misto. Giura fedeltà assoluta anche e soprattutto quando sarà il momento di votare, perché uno dei punti chiave è proprio questo. Con uno Zaia presidente del Consiglio autoinvestitosi del ruolo di super partes, annunciando fin da subito che pur avendone facoltà non voterà i provvedimenti, un altro appoggio mancante per la Lega con una maggioranza non più monocolore sarebbe un problema per il Carroccio. Fedeltà assoluta da Sonia Brescacin, dunque, che si dice né delusa né arrabbiata per l'assessorato mancato. La domanda però, schivata a più riprese, resta: perché, se tutto filava senza problemi, lasciare il gruppo del Carroccio per il misto? Radio Lega racconta che nel partito siano furenti per la scelta e le tempistiche, mentre l'esito del sondaggio lanciato nei nostri telegiornali è lapidario, con il 76% che riterrebbe giusta la sua espulsione. In ballo c'è il già citato articolo 32 dello Statuto del partito, che recita: l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega per Salvini Premier da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, europarlamentare, consigliere, presidente di provincia e sindaci determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali, a meno che non vi sia una preautorizzazione. Ma Brescacin puntualizza. Ad una lettura attenta dello Statuto è chiaro che non è questo il caso di specie. Io non ho aderito a nessun gruppo che ha principi politici diversi da quelli della Lega. I miei principi politici sono e restano quelli della Lega. Io sono socio militante da oltre 20 anni, anche più. Cioè dice non sono passata a Fratelli d'Italia, no? Ipotizzo. Cioè dice in un gruppo misto che... Il gruppo misto è un contenitore neutro, sì. Che ho scelto per valorizzare al meglio un contributo personale. Non è la stessa lettura di molti leghisti arrabbiati in queste ore, ma tant'è. Al momento da Stefani, impegnato nel mantenere serenità ed equilibri anche interni, non ci sono indicazioni e in ogni caso deve essere da Bellerio il Consiglio federale a decidere. Brescacin non sembra comunque intenzionata a tornare indietro, nemmeno nel prossimo futuro. Fin dalle prossime ore, dunque, guiderà il gruppo misto, uno degli ormai certi 7 capigruppo targati in marca trevigiana alla vigilia delle nomine ufficiali. Oltre a Brescacin, Riccardo Barbisan per la Lega, Claudio Borgia per Fratelli d'Italia, Giovanni Manildo per il PD, Nicolò Rocco per Uniti per Manildo, Rossella Cendron per Civiche Venete per Manildo e Riccardo Szumski per Resistere Veneto. Una marca cannibale a discapito, ad esempio, del Carroccio veneziano, con un Andrea Tomaello fuori dai giochi per il ruolo, oltre alla maldigerita assenza di Francesco Calzavara nella nuova giunta. E a loro si rivolge, deciso ma in punta di fioretto, il vicepresidente della regione e assessore al turismo e al lavoro Luca Spavanetto, veneziano del litorale e meloniano. Un supporto morale, insomma, a chi oggi si trova dispiaciuto per i mancati incarichi. Io sono entrato nel 2022, per 2 anni abbondanti ho fatto il consigliere semplice, ma proprio semplice nel senso che ero proprio solo consigliere regionale. Chi oggi si lamenta è anche normale che lo faccia, perché diciamo la botta è calda. Padre e figlio ai domiciliari con braccialetto elettronico sono accusati di essere i mandanti dell'incendio del ristorante La Cantina Veneta di Bibbione, del quale erano proprietari prima del fallimento.
A distanza di un anno dal rogo che avvolse il ristorante e la cantina veneta di Bibione nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno eseguito l'11 dicembre a Latisana, su ordine del GIP del Tribunale di Pordenone, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per padre e figlio di 87 e 57 anni, residenti a Latisana, con accusa di essere i mandanti e dunque i responsabili dell'incendio doloso in concorso. Le indagini dei militari avevano permesso di accertare il dolo qualche giorno dopo, con il ritrovamento di liquido infiammabile all'interno dei locali. Le fiamme avevano causato ingenti danni e distrutto mobili e arredi. Dagli accertamenti era stato possibile anche identificare il presunto autore materiale dell'incendio, un uomo italiano di 58 anni, denunciato a piede libero. A scoprire l'incendio fu il proprietario del ristorante, che poi si è scoperto che aveva acquistato il locale nel 2007 proprio dai due accusati oggi di essere i mandanti, dopo il fallimento dell'attività. I carabinieri hanno appurato che i due, subito dopo l'acquisizione del locale da parte della vittima, avevano iniziato a intimorire il nuovo proprietario con minacce, danneggiamenti e aggressioni, allo scopo di costringerla a chiudere l'attività e rientrarne loro in possesso. 12 reperti archeologici risalenti al IV secolo a.C. sono stati scoperti dai carabinieri in un palazzo in restauro del centro storico di Venezia. Posti sotto sequestro, saranno esposti al Museo di Vibo Valentia. A seguito di un'attività ispettiva svolta con la Sovrintendenza di Venezia nell'agosto del 2024 abbiamo riscontrato delle irregolarità su 12 reperti archeologici detenuti da un privato in un palazzo storico di Venezia. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale li hanno trovati in un importante palazzo del centro storico veneziano. Questi antichi reperti archeologici non solo risalgono al IV secolo a.C., 2500 anni fa, ma sono anche di pregevole fattura e soprattutto arrivano probabilmente da scavi clandestini. Dopo la ricettazione da parte di soggetti rimasti ignoti, sono finiti a Venezia. In ogni caso, senza titoli di proprietà, il bene archeologico appartiene sempre allo Stato. Invito le persone che hanno dei dubbi o dice detengo un oggetto, non sono un esperto, non sono competente, vorrei un consulto, quindi potrei fare un'istanza alla sovrintendenza di zona e chiedere consiglio. Dirette dalla Procura di Venezia, le indagini si sono svolte con la collaborazione della soprintendenza. Provenienti probabilmente dalla Puglia, i reperti sono stati assegnati al Museo Archeologico di Vibo Valentia. Di questi 12 sicuramente il pezzo più importante è questo cratere a Mascheroni, a Pulo, databile più o meno al IV secolo, alto circa 1,50 m, una tipologia diciamo abbastanza nota, ma per decorazioni e per tipologia proprio delle scene figurate pare essere molto raro. L'importanza di questa figura sta nel pregio di questo tipo di vaso, non solo nelle sue dimensioni ma anche proprio nell'apparato iconografico. Un apparato iconografico molto ricercato, di altissimo livello artistico. I 12 oggetti recuperati sono entrati anche nella banca dati dei Carabinieri di tutela del patrimonio culturale, un immenso archivio composto da oltre 8 milioni di reperti, di cui se ne ricerca ancora 1,5 milioni. Grazie alle implementazioni tecnologiche la banca dati consente un controllo del web che avviene anche in questo momento e ci riporta dei match positivi tra gli oggetti posti in vendita sul mercato online e ciò che noi abbiamo censito nella nostra banca dati. Questo è un primato nazionale, ma direi di più anche mondiale. È tutto per questa edizione del Veneto dei nostri notiziari. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est. Arrivederci.